questo incontro per parlare di meridiane della nostra regione, meridiane del Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno abbiamo 5 interventi, ma prima di parlarvi della conferenza voglio dire 2 parole sul concorso di quest'anno. Abbiamo anche quest'anno 4 immagini, qui vediamo 4 immagini di 4 meridiane realizzate sulle pareti delle case di Aiello, che oggi pomeriggio alle 17 con la banda andremo ad inaugurare, e vi invito a non mancare a questa bella occasione, non solo per vedere le meridiane, ma per vedere anche il nostro bel paese. Abbiamo qua il sindaco che naturalmente ci porterà fra poco il suo saluto, ed è Aiello, per chi viene da fuori. Io ringrazio anche gli amici della Val d'Aosta che sono venuti, gli amici anche della Lombardia e tanti gnomonisti anche della nostra regione. Hanno fuori anche dei banchetti con meridiane tascabili e con orologi solari di vario genere. Abbiamo anche Luigi Ghia che segue la redazione di orologi solari, ma in particolare abbiamo anche il responsabile del gruppo Astrofili Italiano, che io inviterei, che è venuto da Feltre, mi sembra, da Belluno, inviterei Giuseppe con noi a portare il suo saluto. Allora diciamolo subito, il saluto, ecco qua. Grazie Aurelio. Non sapevo di dover parlare, quindi ho prestato la cravatta a Luigi Ghia, perché la cravatta è mia. Allora, io sono responsabile della sezione quadranti solari dell'Unione Astrofili Italiani. L'Unione Astrofili Italiani è un'associazione nazionale dove ci sono, che integra tutti gli appassionati di astronomia, quindi osservatori della Luna, osservatori del Sole, delle comete, di tutti gli astri che ci sono in cielo. Inoltre c'è una sezione quadranti solari, appunto, che si interessa di meridiani. Il mio ruolo principale, quindi in questo periodo in cui mi hanno dato questa funzione di essere responsabile, è quello di organizzare i seminari che facciamo ogni anno e mezzo, ogni 3 equinozi. Il passato seminario si è svolto in Sicilia, il prossimo si svolgerà in Val di Gesso, sopra Domodossola. E a questi seminari Aurelio non arriva e ci racconta immancabilmente, ci dice come stanno i lavori qui ad Aiello, e vi assicuro che è un grande promotore del vostro paese, della vostra manifestazione. Quindi sindaco, insomma, avete veramente un personaggio molto importante. Ringrazio il sindaco, ringrazio tutti. Grazie per avermi dato la parola. Grazie Giuseppe. Prima di iniziare io passerei anche la parola al nostro sindaco Roberto Festa per un suo saluto. Io vi porto saluto all'amministrazione, vi ringrazio di essere qui presenti. Come ogni anno ormai vedo i banchi sempre pieni, quindi non so se però sono studenti o se devono insegnare, presumo la seconda parte. Come dicevo prima chi mi ha preceduto, noi qui abbiamo una peculiarità che è questa delle meridiane, una realtà importante che diciamo di valenza internazionale, potremmo dire, ed è uno dei fiori all'occhiello del paese. In una recente trasmissione dove eravamo con Aurelio mi hanno detto bisogna che venga su un sindaco però con delle persone che abbiano un momentino di qualcosa da dire su Aiello, e ovviamente non poteva mancare insieme a me Aurelio e il professor Carini. E credo che veramente, come si diceva prima, abbiamo fatto uno spot importante per Aiello, dove siamo riusciti a vedere anche attraverso occhi diversi delle immagini che noi molto spesso non notiamo qui ad Aiello, ma che crediamo siano veramente importanti per chi viene da fuori. Le meridiane ovviamente sono uno dei fattori primari di questo. Quindi io non posso fare altro che fare un ringraziamento particolare ad Aurelio. Chi lo conosce sa che è una macchina da guerra, quando lui ha in testa una cosa
questo è un pregio importante, soprattutto quando si fa di una passione una delle proprie ragioni di vita. Quindi veramente un applauso va al Circolo Culturale che da 15 anni organizza questa manifestazione. Spero, indipendentemente da chi ci sia prima o ci sia dopo, che questa manifestazione possa durare almeno altri 15 anni. Spero che ci sia Aurelio a portarla avanti per altri 15 anni, se no probabilmente troveremo qualcun altro, troveranno qualcun altro. Ci sono i giovani che vogliono fare e quindi sicuramente andremo avanti, però lunga vita a questa manifestazione. Grazie. Allora concludo il discorso di queste 4 meridiane. Sono realizzate da autori che provengono Ennio Visentin da Arba in provincia di Pordenone. Poi qui abbiamo coinvolto i residenti della casa di riposo Sereni Orizzonti, la seconda meridiana. La terza meridiana coinvolto un artista che arriva da Cesarolo di San Michele al Tagliamento, Attilio Meotto, e per ultimo abbiamo una quarta meridiana dedicata ai Vigili del Fuoco, realizzata da Alessia Mauro, una artista di Popoletto. Quindi non mancate oggi pomeriggio per questo importante appuntamento mnemonico di Aiello.